and gentlemen, signore e signori, in diretta da Palermo, Io Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. Buonasera, buonasera, applausi, benvenuti, buoni. Allora, nuova puntata di Sicily, stasera sono un po' tutto fiorato e devo dire anche dietro le quinte complimenti per la mia camicia, grazie a tutta l'entourage che mi collabora, a tutta la gente, Saro naturalmente, c'è il buon Peppe in regia, abbiamo Vittorio, Angela, il patron Morici che è collegato invece che il nostro patron Giorgianni. È la sesta puntata di Sicily on Air, siamo in diretta su tutta la piattaforma di Io Compro Siciliano. Ecco, cominciate a vedere in sovraimpressione, come si diceva una volta, su Instagram, YouTube, LinkedIn, insomma in ogni dove. E poi salutiamo chi ci segue naturalmente da casa, perché il venerdì cominciamo le nostre messe in onda anche su TVM. Quindi chi ci segue sul canale 18, chi ci segue su Studio 94. Saluto questa nuova TV che insomma si è aggiunta al bouquet, quindi TVM Studio 94, abbiamo Teleionica, R8 285 e Teleoccidente, insomma un po' tutta la Sicilia che ci segue. Ma che emozione, nonostante la sesta puntata sono veramente molto emozionato. Direi che senza la mia spalla destra, nonché il mio femore sinistra, io non posso cominciare. Femore sinistro, ci sei dietro le quinte già. Mamma che sei brutto però anche, niente, un po' di trucco e parrucco, biondo, il nostro maestro Jingle, venga. Ecco qua, buonasera, come sta? Grazie, molto gentile. Oggi Senta, ho provato ormai, il balletto. lei sta diventando famoso, Sì, perché mi ormai salutano la per fermano strada, per in zona rossa, in piena zona rossa, per strada. Mi vicino salutano. casa sua, lo I ricordiamo. carabinieri mi salutano per strada. Ecco, sente, vuole salutare qualcuno? Sempre. Ha salutato il cane, ha salutato suo figlio, ha salutato sua moglie, ha salutato tutti, vuole salutare Ho qualcuno? perso i parenti, non so più chi salutare. Il condominio. Risaluto mio figlio perché ci tiene. Bene. Anzi, mi dice devi guardare la telecamera quando mi saluti. A 8 anni mi dice devi guardare la telecamera. Va bene, ha finito di fare la comedy? Basta, Perfetto, vi faccio continuare. Tra l'altro volevo salutare eCampus, ma soprattutto RM Scuola, Consorzio Universitario, Università Telematica, che si aggiunge al gruppo, ai nostri partner. Devo dire, benvenuta nella famiglia anche eCampus, avremo modo anche di conoscerla meglio. E poi ovviamente ringraziamo Io Compro Siciliano per il supporto che dà alla produzione di Sicily on Air. Non perdiamo tempo perché abbiamo un'attrice che bella, meravigliosa, è arrivata finalmente qui con noi, signore e signori, Vanessa Calipoli, Stacchetto, prego. Meraviglioso, dov'è? Eccola. Ma buonasera. Guardate. Faccio così. Partiamo così. Stacchetto. Vada, maestro. Ma buonasera. Buonasera, benvenuta. Grazie. È un piacere. Lei è molto alta, devo dire, rispetto al conduttore. Io ho messo i tacchi. Ha messo i Tu tacchi. no. Io no, siamo tamponati, lo diciamo perché Sempre, ovviamente. Sempre, non lo so. Beh, sempre quando si va in scena, normalmente quelle poche volte che si riesce ad andare in scena, oramai, infatti grazie a Io Compro Siciliano, possiamo fare un po' di show. Ecco. Evviva, un po' di musica. Mi piace musica. fare lo show perché ho visto anche il tuo, diciamo, curriculum, diciamo, showreel, tante esperienze anche molti live. Sì, diciamo che ne abbiamo fatti tanti, io veramente, infatti proprio ieri ho fatto un post e ho pianto tutto il pomeriggio, No. ma guarda, lo dico con il sorriso perché oramai è passata, perché vedendo le fotografie dei live ti rendi conto, ma quando è che torneremo a stare tutti vicini, saltare, ballare, Però nel gridare? frattempo Vanessa è ritornata sul set perché invecchiatissima, devo dire. Come no? Manco tanto. Ma insomma, sei stata la mamma di Claudio Gioè nella fiction Macari, quindi Saverio la manna. Ecco, ma eri comunque truccata? Sì, ero un po' più, però considera che io sono la mamma di quando Saverio era bambino, certo. Quindi poi mi fanno morire, quindi poi muoio. E lui rivive questo ricordo della madre e proprio da quel momento inizia a uscire la parte più sensibile, la parte dell'uomo sensibile, e quindi rivive
il passato, e nella speranza che tornerà presto, come quasi sicuramente siamo, non dico certi perché la certezza non ce l'abbiamo mai, fino a che non si firma, però tornerà magari sicuramente. Chissà, perché questa è un'anticipazione che da lei si assume la responsabilità. Io mi assumo questa responsabilità, ne sono, non dico certa. Innamorata però, insomma... di quella parte della Sicilia, parleremo anche di questo. Ah, beh sì, scelta. La scelta meravigliosa di quel luogo. Stacchetto per Vanessa che si accomoda nella sua poltrona. Yes. Prego, maestro. Oh, vabbè. Allora, la facciamo... Questo è Monte Carlo, si vada. Signori e signori, questo è lo show del giovedì sera, e ovviamente del giovedì, del venerdì, del sabato, in base a quando andiamo in onda, è lo show della serata dei siciliani. Continuiamo ancora con invece un ragazzotto, insomma uno che ha avuto un successo incredibile anche soprattutto grazie anche a un programma di successo insieme all'altro compare che presenterò dopo. Che fa? Sta per entrare? No, deve andare dall'altra parte. Da questa parte, Simone Riccobono, la porta è di qua, Simone Riccobono, ecco. Salve, non trovavo l'entrata. Salve, grazie. Ciao mamma, ciao papà. Lei mi parte così, Riccobono. Lei mi parte in quinta, io stavo dicendo un attore, un comico, Di più. reduce da grandi successi televisivi. Di più. Ricco e buono. Vedi. Veramente? È ricco e buono. No, dai, però Vanessa, partire con, insomma, aggettivare Simone così, insomma... Ma noi abbiamo avuto prima, vedi, il galantuomo, è ricco e buono, l'ho detto. E allora, benvenuto direttamente dai social, perché possiamo dire che, insomma, tu hai un grande successo insieme all'altro che presenteremo tra poco, compare tuo, i social ti stanno dando una seconda vita. Sì, ci stanno aiutando, mi stanno aiutando, ci stiamo divertendo e speriamo che riusciamo a trasportare tutto questo poi nei live. Stai parlando seriamente? Sto parlando seriamente, ogni tanto bisogna parlare seriamente, sono ricco, buono e saggio. Senti, stasera tra l'altro un'anteprima nazionale. Sì. Che canterete? Ahimè, sentirete cantare Mecris che vi auguro di non... Credo che sarà uno dei momenti più alti della nostra trasmissione. Proprio... Per Riccobono ci vuole una jingle energica, maestro. Quindi... Così. Simone Riccobono, grazie. E allora, invece, adesso dopo un po' di trash... Grazie. Ma come la Riccobono? Ma non si è capito che è successo. Scusa, ma veramente... Ma è il trash che ci piace. Nel senso, no, io trash siciliano. Trash... allora, andiamo avanti. Faccio una base, un momento così. Adesso parliamo di uno dei più grandi fisarmonicisti al mondo, ha vinto premi, è stato in ogni dove. Ringrazio anche la Gianfabri, che a parte insomma Pietro, che già vedete, anche altri artisti, ma la faccia è quella di Pietro Adragna, che arriva sul palco. Stacchetto! E allora... Ecco, lei già arriva, fa l'inchino tipico di un artista, insomma, di un certo tipo. Benvenuto. Grazie. È vero che lei ha girato il mondo con la fisarmonica, portando, insomma, la sicilianità dovunque? Sì, in ogni parte del mondo. Grazie a questo strumento, insomma, ho avuto la fortuna di viaggiare e spero di continuare a farlo. Certo, un po' bloccati con la pandemia, però... Sì. È un momento di stand-by, ma ripartiremo presto. Molto moderato, e allora a questo punto lo sentiremo, tra l'altro con esibizione ad hoc per il nostro Sicily On Air. Pietro Adragna, stacchetto un po' armonico, devo dire. Cosa? Di classe. Prego, complimenti. Un po' armonico, lei fa di testa sua, va bene, gli applausi non possono mancare, ovviamente lo diciamo a casa, non abbiamo il teatro pieno, ma sono applausi finti, ma che abbiamo voluto perché ci piace un po' riempire, quindi sono applausi a comando. L'applauso ci manca. L'applauso ci manca, applausi. E allora... Prima abbiamo, ecco, va bene, adesso invece è già dietro le quinte la Militello, eccola qua, anche lei reduce da un X,
X Factor, che lei conosce bene perché no? Mai sentita lei dire. ha fatto la prima edizione X Factor, se non Mai sbaglio. sentita dire la prima edizione. Lei l'ha fatta ultimamente, tra l'altro litigando, se non sbaglio, me lo faccio dire da Giulia Militello, Stacchetto. Non so, mi dicono che lei... è bello perché faccio così proprio il direttore artistico, mi piace comandare. Lei ha litigato con qualcuno o sbaglio? È lei che ha litigato con me. La Maionchi? Sì, sì. Davvero? Sì. Che tutti dicono... Io sono partita con le migliori intenzioni. Però è rimasto un buon rapporto? Non credo. Penso di no. Dubito. È stata l'edizione 2018? 17. 2017, Sì. È stata una bella esperienza. È stata un'esperienza incredibile perché comunque prima esperienza sul palco, un pubblico immenso e io sono passata dalla mia cameretta a quel palco lì, quindi è una cosa che non si dimentica, no? Stasera ci farà sentire qualcosa di creato proprio ad hoc per Sicily On Air. Sì, è un arrangiamento di un brano di Sarah McLachlan che si chiama Angel, un brano incredibile. E allora siamo in attesa, si accomodi, tra poco toccherà a lei. Prego, Grazie. vada. Grazie. E allora dobbiamo terminare il nostro parterre con l'accoppiata perché loro lavorano insieme. Prima è entrato Simone Riccobono, adesso invece non so chi è più forte. No, dai. Non so se sta in punizione. Ascolti, ecco, Muro del no, piano, ascolti, lei Cosa può di entrare, non è in punizione. Lei può entrare, Chris Clun, Stacchetto, così ricongiungiamo. È entrata Vanessa, bellissima, Sì, stupenda, Riccobono, X Factor, la mia Chris Clun e basta. Cioè, un aggettivo, pure tipo schifiato. Virale, perché... In che senso? No, In questi tempi. Penso che non è la battuta proprio giusta, però dai. Sei comunque uno che quando fa qualcosa subito la gente impazzisce. Positivo, no? No, nel senso di... È una cosa bella, sì, positivo nel senso che... Bella, positiva, bella. una cosa positiva. Lei è stato tamponato, vero? Sì, qua davanti una macchina mi ha investito, no, siamo tutti tamponati, ricordiamolo. Ma questa vero? cosa. Sembrerebbe strano, siamo tutti negativi, ma in realtà noi siamo tutti positivi È nell'animo. vero, stasera siamo sempre. applauso del pubblico perché anche questa sera, sesta puntata... Record. È vero che questa sera avremo l'anteprima nazionale della parodia di musica leggerissima? Certo, vado con lei. Sì, è vero, posso testimoniarlo. Io metterei la mano sul tampone, No. proprio. No. No, va bene. Allora si accomodi che tra poco facciamo i conti. Prego. Questo applauso Ma che piccolo. cosa ha fatto? Applauso Che cosa ha piccolo, fatto? è stato Applauso strano. piccolo, va bene. Vabbè, così un po' E allora per adesso invece è arrivato il momento, lo inseguivo da tanto tempo, va bene così, credo tra un poco faccio e allora. Abbiamo una bella esclusiva no, perché poi è andato anche da altre parti, però ci tenevo ad averlo qua stasera. È una delle canzoni di Sanremo Giovani che ci è piaciuta di più, è palermitano. È comunque uno che a me, insomma, mi sta a cuore perché da tanti anni lo seguo e finalmente, insomma, riconoscimenti anche a Sanremo, palermitano ma vive a Londra. Sì. Quindi, musica. Davide Giotti! Com'è? Ti è piaciuta la nostra versione? Ti è piaciuta? Guarda, bellissima. Sono quasi commosso. No. Guarda, poi secondo me tutto questo è successo per il motivo per cui ci siamo inseguiti, perché la gente che sta guardando non lo sa, ma noi ci siamo inseguiti per un po' per far succedere questa sottospecie di ospitata. Però non è un caso che è successo oggi, perché in studio in questo momento hai due miei carissimi amici. Chi sono, Davide? Chi sono questi due amici? Ma proprio carissimi. Cioè, Giulia per me è come una sorella e Chris per me è come un fratello. Caramba! Ci conosciamo da
Proprio che erano i puffi proprio. Insomma, loro tutti quanti abbiamo fatto il tifo per te, Davide, perché oggettivamente meritavi quel palco. Ci sono stati tanti che ti hanno seguito. Stiamo vedendo ovviamente il video di Regina. Regina, credo, una delle canzoni più belle di questo festival, sia big che giovani, perché è una grande, una canzone elegante, tutto quanto. Quindi ci hai fatto fare bella figura. E soprattutto hai portato i colori di Palermo e della Sicilia, insomma, in Mondovisione, in Eurovisione, vero Davide? Io ti ringrazio per queste lusinghe, sono felicissimo di essere potuto salire sul palco in un momento in cui purtroppo il palco ci manca così tanto, e che palco vorrei dire, è stato bellissimo ricevere tutta questa ondata d'amore e spero veramente che si possa tornare a godere di un po' di musica dal vivo, perché per quanto mi riguarda Sanremo è stata la possibilità di vivere un po' di musica dal vivo, scusa il gioco di parole, ma è quello che ci manca e bisogna far sapere alle persone che l'arte fatta dal vivo, la cultura è una priorità, non è una cosa marginale, dovremmo trattare la cultura come una priorità. Cosa che non facciamo purtroppo in Italia. Quindi lanciamo questa bene. È vero. Senti, tu sei ritornato a Londra o sbaglio, Davide? Sono tornato a Londra a decomprimere, a organizzare un po' di cose e domani sono in volo per Milano per cominciare la promo del disco, che è in uscita il 30 aprile e ha il titolo di Fusion, scritto tutto minuscolo. Fusion, tutto minuscolo, quindi dal 30 aprile dobbiamo acquistare la musica di qualità e quindi anche Davide Short. Punto. Fusion. Fusion, punto. Quindi ragazzi, ma scusami, quando verrai sul palco dei Sicily On Air? Ma io spero al più presto. Io se avessi il dono del teletrasporto lo farei anche subito. Ma prima di giugno ti avremo su questo palco, vero? Spero di sì, speriamo di sì. Se riusciamo mi ci fiondo. Ecco, e quindi questa è una bella promessa. Clun, Giulia, volete salutare, visto che vi ha menzionato? Sì, Giulietta? Giulia? Sì, per me sono quasi commossa, perché io so benissimo quanto sacrificio ci è voluto per arrivare lì dove è adesso, ed è meritatissimo. Davide, ti voglio un bene dell'anima. È bella questa TV, diciamo, sì, anche, insomma, che piace. Non ti sento. Ho detto TV Verité. TV Verité, non so se conclude TV Verité. No, Davide sa quanto sono un suo fan, l'ho sostenuto per il Sanremo con tutti questi swipe up. Abbiamo giustamente, però secondo me anche senza avrebbe fatto questo successo meritatissimo. Cioè, non ti preoccupare che poi il bonifico te lo fa. Esatto, tanto qui E allora, esce l'album nuovo di Davide Shorty, che dal 30 di aprile, mi raccomando, scaricatelo, ti supporterò sempre. Caricatelo, compratelo. Compratelo, assolutamente sì. Sì, a Ballarò. No, ballare! Noi poi lo abbiamo in anteprima. Ci saranno delle copie magari in giro per Palermo, un po' così. Quello che faccio io masterizzato si chiamerà Fusion senza punto. Riccobono, comunque Riccobono ci è rimasto male che non l'hai salutato. No, io ci sono rimasto male anche perché facevo il tifo per lui. Sono contentissimo che non ha vinto, infatti. Vabbè, io sono pure tuo fan, quindi bisogna dirlo. Ho dovuto salutare Chris e Giulia, che sono persone che comunque con cui ho passato mezza esistenza. Noi avremo modo di conoscerci. Non ti conviene, coltivare amicizia. Va bene. Grazie per essere stato con noi, grazie naturalmente alla casa discografica, all'etichetta, a tutti, perché devo dire hai uno staff dietro niente male. Viva Regina, viva Davide Shorty! Ciao Davide! Ciao! Grande Davide! E allora, la musica protagonista, perché poi abbiamo altri collegamenti con altri siciliani, ambasciatori anche della risata siciliana. Io volevo cominciare a preparare qui al centro del palco Pietro Adragna, quindi ecco qua il nostro Emanuele, prego si faccia vedere, perché poi chi passa, chi cambia, i cambi palchi sono molto importanti, cioè voglio dire, la riuscita di una trasmissione del genere è anche chi lavora
dietro le quinte. Fondamentali, guarda. Vanessa, lo dica anche lei, è Cioè, fondamentale. I tecnici, poi dall'altra parte vediamo anche il regista Davide Murici e tutti i tecnici audio, video, senza di loro noi non potremmo esistere. Tra l'altro, con la scusa, li salutiamo tutti quelli che lavorano nei concerti, che in questo momento sono a casa, perché quando si ricordano la pandemia ha fermato ovviamente i cantanti, i comici, i cabarettisti, ma ha fermato tutto l'indotto. Tutto quello che c'è dietro, che tra l'altro ogni artista non può esistere se non ha la sua parte tecnica. Cioè un artista senza la parte tecnica non si può esprimere, quindi non può fare live, quindi in realtà... Bene, grazie Vanessa, prego un applauso a Pietro Adragna. Pietro Adragna che è quasi il mio compaesano, perché lui arriva da Mazzara del Vallo. No, lui è io sono di Valderice, di Paparedda. Paparedda, vicino a Custoraci, dove io risiedo. È l'Agro vicino. Che bella la Sicilia, che bella la Sicilia tutta. E io, mio caro Vincenzo, questo ragazzo, quando era ancora una creatura praticamente, lo presentai sul palcoscenico ed erano le prime volte, parliamo di 16 anni fa. Ti rendi conto? Capito? Ti rendi conto il mondo quanto è guarda come è diventato, guarda che orgoglio. E lei è rimasta sempre la stessa, eh? Beh, insomma, no. Lei ringiovanisce. Grazie, troppo come buoni, fa ragazzi. Il successo, insomma, di questa donna. Allora, l'astinenza da pubblico, anche tu ce l'avrai, Pietro. Sì, è chiaro che questo annetto e mezzo circa sembrano 10 anni. Tantissimo, però, come dicevo prima, lo considero soltanto un periodo di stand-by dove ci ritiriamo per progettare e tornare più forti di prima. Cioè, per me, lo posso dire, il miglior vaccino è la musica, quindi la mia fisarmonica. Eccoci. Questo non significa, perché siamo in piena campagna vaccinale, assolutamente. E quindi invitiamo tutti, sensibilizziamo a vaccinarsi, perché è l'unico modo per uscire dalla pandemia. Quindi io penso che Morici mi dia l'ok per dire che è importante il vaccino. Vaccinatevi tutti, perché noi ci crediamo. Almeno questo è il mio pensiero, quello di Io Compro Siciliano, poi rispettiamo tutti i pensieri. Certo. E allora, per ritornare invece, tu stasera hai preparato qualcosa per noi del tipo? Che cosa avevo pensato un'altra cosa, del tipo siciliano. Sì. Però mi è stato detto che abbiamo poco tempo e allora ho pensato di presentarvi un brano che diciamo per me è molto importante, perché è decisivo ai primi mondiali di fisarmonica che ho fatto nel 2009 in Portogallo, quindi una mia variazione di Tico Tico. Oh, signore e signori, a Sicily on Air, uno dei più grandi fisarmonicisti al mondo, Pietro Adragna.
Bravissimo! Grazie! Bravissimo. Pietro Ragna! Grazie. Il numero uno dei più grandi fisarmonicisti al mondo, grazie, grazie mille, Grazie bravo, a voi. un applauso Spozzo siciliano. e Campus, benvenuto nella famiglia, io compro, pausa, torniamo tra poco, pubblicità, ma è straordinario, faccio io. Non ti sei mai iscritto all'università? Hai interrotto gli studi universitari? Vuoi risparmiare tempo e denaro? Allora non esitare, il Consorzio Universitario Unicurs e l'Università e Campus sono la soluzione che fanno per te. Richiedi il tuo orientamento universitario in videoconferenza e comodamente da casa tua. Io resto a casa e ho tutto online. Piano personalizzato di studi e iscrizione online. Lezioni da casa in modalità e-learning con computer, tablet o smartphone. Un tutor personale sempre con me in tutte le fasi di studio. Ed esami online comodamente da casa. Un team di esperti in videoconferenza è pronto a guidarti sul tuo orientamento universitario, offrendoti la migliore soluzione. Ci trovi a Palermo, in via Altofonte 77. Contattaci al 338 84 14 588 o inviaci un'email a rmscuolacampus@libero.it. Sono in diretta e perché il giovedì noi siamo in diretta grazie agli applausi, ma grazie dell'affetto che mettete ogni volta anche nei ospiti. È che veramente ci manca troppo l'applauso, facciamo un altro applauso a chi Bravo, C'è uno strumento allegro. Uno strumento allegro. Cioè io se rinascessi farei Chi sto? il tostapane. Ah, il tostapane. Lei ha fatto la battuta, lei ha provato a fare la battuta quando io sono in collegamento, perché in questa edizione di Sicily on Air sto cercando di rintracciare un po' quelli che sono i personaggi più importanti, gli ambasciatori della risata, gli ambasciatori della cultura siciliana. E allora, devo dire che tra questi ci colleghiamo con Catania se non sbaglio, perché vive là Giuseppe Castiglia, un video! Buonasera, come stai? Siamo a Catania, Peppe, Giuseppe, siamo a Catania. Siamo in provincia di Catania, in realtà, perché io abito a Deci Sant'Antonio, è una ridente cittadina in provincia di Catania. Io sono cresciuto, io per la prima volta posso dire a Giuseppe Castiglia che sono cresciuto con il signor Salsaperla. Cioè, ragazzi. No, adesso però non buttiamo parole avanti, non è che mi domani i danni per questa cosa, no. Spero di no. No, però questo significa che la nostra generazione, almeno io, poi qua ci sono dei ragazzetti che vogliono fare un po' di comicità, l'hanno fatta, diciamo, discretamente. La fanno benissimo, io sono un loro fan. Chris Clun, Simone Riccobono, che l'ha accoppiata, diciamo, che sta spopolendo. Ciao Chris, ciao Simone. Ciao Giuseppe, ciao. Ecco. E allora, però la nostra generazione, Giuseppe, è cresciuto comunque con le barzellette e i personaggi, perché poi il tuo forte è creare dei personaggi. Ci sei riuscito alla grande, perché io me li ricordo, sono passati tanti anni, però grazie, perché siamo cresciuti bene, quindi...
Ma guarda, io me lo auguro, devo dire che certamente con le barzellette, insomma, non avrei mai immaginato di fare questo di lavoro, però poi con le barzellette alla fine in realtà ci sono stati anni impressionanti in cui abbiamo raggiunto, io e i miei colleghi di insieme, grazie alla trasmissione di Salvo La Rosa, una popolarità che insomma forse non aveva eguali, almeno fino a quel momento. Poi adesso c'è internet, che è un media molto più interessante e probabilmente anche più grande della TV locale, però anche grazie a quel successo del passato, anche su internet ancora riesco a ritagliarmi la mia fetta. Certo, non sono virale come Chris e come Simone, che come dicevo prima sono assolutamente i miei beniamini, insieme ad altri, però loro sicuramente sono i miei preferiti, loro lo sanno perché io glielo dico spesso, e spesso commento le loro cose. E stasera, tra l'altro, poi se seguirai dopo in esclusiva nazionale, direi anche in Eurovisione, canteranno dal vivo. No, vabbè, Giuseppe va bene così. Prego, non ci pensare più. Conosco perché tra le tante, perché ne hanno fatte tante di queste cover della stessa canzone un po' su tutto il web, no? Perché adesso diciamolo pure, il web è una cosa molto bella perché dà spazio a tanti talenti di poter emergere, quindi abbiamo avuto la fortuna di conoscere personaggi come Chris, come Simone, come i Sansoni, come tanti altri che grazie al web insomma si sono ritagliati una fetta di popolarità. Però è anche vero, e i ragazzi possono testimoniarlo, che nel web c'è anche tanta munnizza, no? Per cui diciamo che no, perché poi sai, il troppo stroppia, purtroppo lo sappiamo, e quindi di versioni di musica leggerissima fatta in parodia ce n'è 400, 500, non si sa quando ce n'è. Io ho sentito quella di Chris e di Simone, devo dire, loro sono sempre azzeccatissimi perché fanno una comicità intelligente, divertente, e quindi insomma la loro secondo me è al numero uno in assoluto, per cui complimenti ai ragazzi. Peraltro sono invidioso perché ero stato invitato a venire in studio questa sera, però come sai io faccio la radio e quindi poi domani mattina avrei avuto difficoltà a rientrare con le limitazioni e tutto il resto, per cui insomma per questa volta non ci siamo riusciti, magari qualche altra volta ci porto. Da qua a giugno, Giuseppe, l'onore sarà nostro averti ospite qui a Palermo, Mob, insomma hai capito un po' la situazione. Anche perché ti vedo, guarda, ti vedo circondato da belle donne belle, io penso, capaci, talentuose. Grazie, poi hai detto da te vale doppio. Grazie. Poi voglio dire, io sono catanese di origine, per cui voglio dire la mia terra è quella là, natia, che mio papà è catanese. Castilla ci ha visto. Castilla ci ha visto. Poi ci sono Chris e Simone, poi c'è Pietro Adragna col quale ho avuto il piacere di condividere il palco diverse volte e siamo amici, non ci vediamo da un po'. Ciao Pietro, buona serata anche a te e complimenti come sempre. Poc'anzi hai anche avuto Davide Shorty, che io in radio passo praticamente quasi ogni giorno, perché la sua Regina è una delle canzoni che piace di più. E devo dirti che in questo Sanremo i siciliani si sono fatti valere, a cominciare da Fiorello che ha fatto il mattatore, poi diciamo che Amadeus ha una parte di origine siciliana anche lui da parte di madre, poi ci sono stati questi due ragazzi, uno di Misilmeri, l'altro di Solarino, che sono Colapesce e Di Martino, e poi insomma questo Davide Shorty è stato veramente forte, la canzone è molto bella e ci lascia ben sperare per un futuro musicale che in qualche modo dovrebbe staccarci finalmente dalla trap, dal rap, che non se ne può di più, che non se ne può di più. Io non ce la faccio più, io faccio a radio, Giuseppe, passa a destra un po' muro perché c'è tutta questa musica, capito? Senti Giuseppe, io intanto voglio menzionare Alla Catalla, lo faccio così proprio così. Ce l'ho scritto, guarda. Ce l'hai scritto, quindi comunque seguite Giuseppe con le sue trasmissioni. Poi sai, quando ci siamo sentiti il discorso che tu sei un barzellettiere, insomma di quelli, sai, proprio di classe, tu sei il Lewis Hamilton della barzelletta, diciamocelo. Però in questo caso è come magari una forzatura, è come quando tu sei un bar, che ti pigli un caffè e c'è un cristiano che arriva e dici fammi ridere, io non vorrei stasera forzarti più di tanto, a meno che tu, così preso dall'euforia, dalla parterre, ci racconti una barzelletta alla Castiglia, sarebbe un regalo.
Diciamo la verità, ci siamo sentiti oggi pomeriggio e mi disse se non mi racconti una barzelletta te levo un saluto. Ce la fai? Vabbè, una la possiamo raccontare anche perché sai, anche a me manca, no, il fatto di non poterle raccontare dal vivo. Una cosa è farlo su internet da solo con una telecamera, Chris lo sa, Simone lo sa, è bello, però comunque avere un pubblico è un'altra cosa. Questa sera ho l'opportunità di avere voi come pubblico, sicuramente moltissimi altri che staranno seguendo, ma almeno se ci sarà una risata io la sento, perché hai capito che è una cosa importante per noi che facciamo questo lavoro. E ora mi è venuta una barzelletta in mente sui carabinieri, perché non ne racconto da tempo, no? C'era questa operazione bestiale in cui avevano arrestato un grande boss della mafia, e allora durante le perquisizioni c'erano 3 appuntati che, guarda caso, nel giro di una settimana sarebbero andati in pensione tutti e 3, per cui vengono chiamati a fare questa operazione. Erano in fase di perquisizione dell'ambiente e trovano un'automobile in un garage, aprono il cofano e dentro c'erano 3 valigette. Ora a un certo punto uno dei 3 appuntati dice: Carusi, ora noi fra una settimana ce ne andiamo in pensione. Dopo che abbiamo dato la vita per lo Stato, abbiamo rischiato la vita, ci daranno una pensione da fame. C'è capace che in queste 3 valigette c'è qualcosa che ci cambia la vita? Cioè, noi siamo 3, le valigette sono 3, ne ripigliamo una a testa e come finisce seconda? Uno dei 3 dice: ma no, dice, collega, noi siamo carabinieri sempre fino alla fine. Dice: vabbè collega, ma carabinieri fino alla fine. Dice: poi quando saremo civili che facciamo? Dice: con una pensione di quella che ci danno non è che potremo campare. Cioè, avanti, dai, pigliamo una valigetta a testa e poi ne parleremo chissà quando ci incontreremo in questa vita. Effettivamente prendono una valigetta a testa e se la portano a casa. Vanno in pensione dopo una settimana, si incontrano dopo un anno esatto da quell'evento. Allora giustamente erano in abiti civili, dice: come stai? Tutto a posto? Tu come stai? Tutto bene? Dice: ma a proposito, con quelle valigette come finivo? Come finivo? Dice: io arrivai a casa, chiamai a mia moglie, ci disse: Maria, prendi un giravite presto che dobbiamo aprire questa valigetta. Ce l'ho aperta e c'erano 500.000 euro in contanti. 500.000 euro in contanti. Dice: che cosa hai fatto? Dice: che cosa ho fatto? Piano piano mi sono levato qualche debito, mi sono comprato la casa al mare, ho cambiato l'automobile, ci ho messo un poco di soldi da parte, ma insomma mi è cambiato un po' la vita. Dice: tu, un secondo, dici, io ho chiamato mia moglie, ci disse: vieni qua, Cettina, vieni qua, piglia qualche cosa, apriamo questa valigetta, apro e c'erano 500.000 euro in gettoni d'oro. Che cosa hai fatto? Ci sono scambiati in denaro e piano piano mi sono levato anch'io qualche debito, mi sono comprato la casa nuova, ci accattai la macchina a mio figlio mandai a studiare a Londra e quindi è cambiata la mia vita. Il terzo dice: tu, ma dice, io chiamai a mia moglie, disse: vieni qua Maria, vieni qua, apriamo questa valigetta, abbiamo aperto, dice: che c'era? 500.000 euro di cambiali. 500.000 euro di cambiale. Dice: come finivo? Che niente, piano piano stiamo covando. Perché sono così. Castiglia, sempre tu sei. Per me è stato un salto nel passato, perché da ragazzino ovviamente sentivo le sue barzellette, sentire questa voce per me è stato un'emozione. Senti Giuseppe, allora, intanto buon programma per domani mattina. A che ora vai in onda e dove? Perché tanto noi siamo amici di tutti, quindi diciamo tutti. Assolutamente. Diciamo dove sei in onda. Domani, come sempre, da lunedì a venerdì su One Man Radio, che è una radio che mi sono creato da solo, anticipando quello che oggi tutti fanno, cioè lo smart working. Mi sono fatto uno studio a casa e creando un'app ad hoc e un sito ad hoc vado in onda praticamente in tutto il mondo, per cui ho ascoltatori da tutte le parti del mondo e questa è una cosa che mi piace tanto. L'avevo fatta anche perché avevo intenzione di fare delle tournée in giro, c'ero anche riuscito, ma poi il lockdown ci ha fatto tornare indietro e alla fine
fine però la radio è rimasta e devo dire che anzi durante il periodo di lockdown è stata una bella esperienza per me, una bella compagnia per le persone che erano a casa e quindi continuo a farla. Alla Catalla dalle 11 alle 2 scaricate l'app di One Man Radio, se non ci riuscite cercatemi sulla pagina Giuseppe Castiglia Official. Grazie a Giuseppe Castiglia! Ciao ragazzi, grazie a voi, a presto! Ciao Giuseppe! Tra poco! Ciao Chris! Adesso mandiamo naturalmente un piccolo spot di Io Compro Siciliano e si prepari Giulia Militello insieme a Biondo e insieme a Gerardo Vitale che chiamerò sul palco. La musica protagonista continua, state con noi. Eccoci qua ancora in diretta, grazie degli applausi. Il microfono è pronto, è arrivato il momento di presentare Giulia Militello che è qua con noi. Giulia, ti voglio qui accanto a me perché la musica deve ritornare protagonista. Insieme a te in questo percorso il maestro Biondo, ma soprattutto il sassofono che viene suonato da un musicista veramente straordinario. Gerardo Vitale, jingle perché arriva Gerardo sul palco! Eccolo qua! Vorrei dire una piccolissima cosa. Piccola. Sì, io vorrei cogliere l'occasione per ringraziarvi perché, per avermi qui, perché è un anno che io non mi esibisco ed è dura, è veramente dura e quindi essere qui stasera per me è un'opportunità incredibile ed è bellissimo, quindi vi ringrazio di cuore davvero. Ritorna a suonare dal vivo anche lei, insomma la musica dal vivo è tutta un'altra musica. Prego. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel
silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort. Some comfort here. E grazie ai musicisti, davvero. Grazie Gerardo. Grazie. Maestro Biondo. Grazie a Emozione. Giulia, è bella emozione. Che bella emozione. Cioè, Grazie, nel senso, grazie. La domanda è spontanea, dico, no, lui maestro mondiale. Professore, maestro. Lei cantante. Ma noi Ma chi ci facciamo? Ci sta tutto, Ma grazie. allora dovrei chiedermi io che mi esibisco a fare dopo lui. No, no, cioè. no, siete tutti, ci state grazie, tutti, ci state davvero, tutti. Grazie, grazie. grazie mille Cioè, naturalmente io a sono- Giulia, Militello, Emanuele, dove sei? Grazie. Mo si fa tutto. E allora, caro regista, ti piace la trasmissione? Moltissimo, Che dici? moltissimo. Devo dire che succede? No, Niente. a posto. No, ecco, vedi, Ecco. il primo piano di È che Chris. mi muovevo velocissimo e quindi non riuscivo a inquadrarmi. Mi piace allora? molto, devo dire complimenti ragazzi, un bel ritmo, artisti di eccellenza, poi sai io ho una passione per i siciliani, quindi... Senti, ma hai fatto tante cose nella tua carriera, regia, abbiamo qualche piccola immagine, scorriamo un po' di rewind che si può trovare Ce l'avete anche sul trovato? web? No, abbiamo trovato qualcosa naturalmente, per esempio, che fa mandare in onda cose insomma che magari non si... Ecco, per ok. esempio, questo si può trovare ovviamente in rete, però è fatto bene perché è cosiddetto showreel, Short. però Very short. ripercorre un po' la tua carriera. Sì, alcuni punti, mi mancano tante cose, però un po' di televisione, un po' di palco, un po' di teatro, un po' di cinema, un po' di fiction, cioè un po' di tutto, ecco. Sì, un po' di conduzione. Sono parecchi anni, ho iniziato che avevo 17 anni, ero minorenne, quindi diciamo che insomma ne sono passati parecchi. Quella era la foto che mi ha fatto piangere l'altro giorno, con quel fiume di gente là, e mi domandavo ma quando torneremo a fare quelle robe là? Che poi sono i concerti live, voi da artisti sapete meglio di me, per me il teatro, per me la conduzione, avere il pubblico, avere quell'energia, noi ci nutriamo di quello, noi ci nutriamo Senti, di energia. ti faccio ovviamente a tutto lo staff di Macari quel luogo che dicevamo all'inizio magico, perché per te... Io praticamente abito dalla parte, alla baia prima di Macari, che poi sarebbe sotto Valderice, dove abita il nostro maestro Pietro Dragna, praticamente. Noi siamo di quel versante della baia di Cornino. Baia di Cornino. Esatto, ai piedi di Montecofano, questa montagna incredibile che sembrerebbe quasi una montagna dolomitica, piazzata così sul mare, poggiata, come veramente un sogno. Io passai da quelle parti 16 anni fa, mi sono innamorata perdutamente di un uomo siciliano che risposerei ogni giorno della mia vita. Mamma mia, ma si sto sentendo male. È giusta, è una cosa bella. Oddio. Perché loro non capiscono niente. L'amore, proprio l'amore va così. No, è vero, perché poi sai cosa? La cosa bella è che noi abbiamo un matrimonio portato, perché Fabrizio Bracconeri, che mi chiamò per fare una serata, mi disse il giorno prima, sei amica mio marito, vedrai che domani ti presento il tuo futuro marito. E fu così. Lanciò la freccia, tra l'altro il nostro regista Davide Morigi fu anche alla serenata d'amore, cioè ha cantato nel momento del taglio della Applauso. Ora,
Scusa Vincenzo. Sì, dica. Vincenzo, per combattere questo momento così bello dovete fare un quarto d'ora di camera fissa su Cristo, per favore, così contrastiamo un po'. Va bene, allora grazie naturalmente a Vanessa. Il sorriso che non si detto... Comunque anche io e Cristo abbiamo uno sciorile pieno di cose che abbiamo fatto, quando abbiamo fatto la comunione, quando abbiamo fatto il Scusate battesimo. ragazzi, però dai, diamo veramente credibilità sul fatto che si può veramente, uno si può innamorare, può vivere l'amore. Ho soltanto un problema. Lo spettacolo, prego, va, dite. Ho solo un problema. Va bene, posso stare un attimo Sono qui in mezzo. fermo a sciorile, che significa sciorile? Non è la presentazione. Ah, sciorilli. Maestro, questi sono tutti i miei amici. Mani. Oh. Amico, stammi vicino, anche quelle volte in cui io voglio morire, ma non puoi sentire tutto quello che dico. Amico, stammi vicino, vicino, vicino. Vicino, vado. Ehi, ok, grazie, naturalmente era una piccola jingle che abbiamo creato così ad hoc, bene, benissimo. E allora, mi collego, ce l'abbiamo, posso definirti amico? Posso definirti amico perché io ho cantato la canzone di Fibre Madame. Marco Ligabue, applauso! Maestro, non può suonare le note del fratello, perché sennò cominciamo male, scusami. Scusa, tu mi hai detto che c'era Ligabue. Quale stava suonando? Che note stava suonando? È preciso, stavo suonando certe notti, capisci? Salutami, 1, 2, 3, salutami tuo fratello, perché è uscito, ecco il libro, sta cosa mi fa ridere, è uscito il nuovo libro di Marco Ligabue, Salutami tuo fratello, lo stiamo presentando anche noi in anteprima qua in Sicilia, perché la Sicilia ti vuole bene, la Sicilia ti ha accolto anche in passato, grazie anche ai concerti con i Rio, non so se ve li ricordate, Rio. Marco, come sta andando? Guarda, tutto molto bene, il libro è uscito da una settimana e la sorpresa bella è stata che stamattina mi ha chiamato l'editore. Io sono la mia prima esperienza, quindi non ho molto le idee chiare sull'editoria, sui libri, però mi ha detto che è andato esaurito in una settimana il libro ed è già partita la prima ristampa, quindi festa grande. Bravo. Senti, tu racconti un po' di tutto, le balere delle romagnole, mentre tu andavi lì, insomma, capito, stavi con le ragazze, perché a te ti sono sempre piaciute le ragazze. Comunque c'era sempre. Diciamo che siamo di buon gustare. Sei buon gustare. Senti, ho visto che tuo fratello, ma ce lo saluti? Ci dici che Sicily, mi fai sta promessa che Sicily on Air gli manda un saluto e ovviamente quando vuole può venire ospite qua? Cioè, nel senso, prima tu e poi tuo fratello. Ma che ti ha detto tuo fratello di questo libro? Guarda, allora io ho scritto questo libro qua, che è stata la mia prima esperienza, ho sfruttato anche il lockdown, che è stato un momento di fermo per scrivere questo libro, e poco tempo fa, quando ero ormai al 95% del libro, quando ormai l'avevo quasi chiuso, ho detto aspetta che adesso lo dico a Luciano, quindi l'ho invitato fuori scena, ho detto Luciano dai, andiamo a mangiarci una cosa insieme. E gli ho detto niente, guarda, io ho scritto un libro, non era in programma, ma ho scritto questo libro e ovviamente tu sei molto presente, perché io faccio 33 capitoli sulla mia vita, sulla musica, sulla vita privata, sugli equilibri familiari, e tu sei molto molto presente. E fa, ok, va bene, dai. Allora gli ho dato questo plico di fogli stampati da Word e gli ho detto niente, leggitelo, dimmi se ho sbagliato anche qualcosa, magari una data, qualcosa che non ricordo bene. E fa sì, adesso con calma me lo leggo. Il giorno della mattina dopo praticamente mi chiama Marco, io l'ho già letto tutto. No, come l'hai già letto tutto? Fa sì, l'ho già letto e tra l'altro mi è piaciuto molto. Allora io sono rimasto secco, perché Luciano in realtà è uno di poche parole, molto molto precise e concise, ma uno di poche parole. Quindi insomma quelle poche parole mi sono arrivate e passa poco tempo, cioè qualche ora mi manda una mail, 2 righe per te.
e mi ha scritto 2 righe dove mi diceva la sua sul libro, anche oltre che ci è piaciuto, che tanto quelle 2 righe le ho messe nel retro di copertina, quindi è stato bello vedere come anche lui si sia ritrovato in tutti i racconti che ho fatto. Bello il legame che avete sempre avuto, tra l'altro tu insomma non indifferente il fatto che gestisci insomma anche il sito ufficiale, nonché insomma il fan club, quindi l'unione tra te e tuo fratello c'è stata sempre e in quel libro viene comunque spiegata. È bella questa unione tra te e tuo fratello. Qua gli ospiti, quando hanno saputo che c'eri tu, ma possiamo intervenire, possiamo salutare Marco, siccome qua ci sono tanti ospiti, anche 2 comici birichini che insomma sono Chris Clun e Simone Riccobono, mi raccomando. Ciao Luciano, Marco, scusa, capita. C'ho questa cosa. Lui quando mi ha detto c'è ospite Ligabue ero felicissimo, poi ho scoperto che eri tutto. Ora ahimè abbiamo Marco. Volevo mandare mio fratello per contrabbattere, però non poteva venire, niente. Comunque grande, ma Vincenzo, sai che per me una delle persone più divertenti del mondo è proprio uno della vostra terra, è Lello Analfino, che è un cantante di Lo salutiamo perché insieme guarda, io mi ricordo, ti ricordi? Di limoni e gelsomini che c'è nella mia terra sui cammini. Mi sento un forte cuore di unioni. Grande! Guardando chi sta gente camarridi. Queste sono delle chicche, insomma, siamo stati insieme Marco, io, tu, Lello, Tello per una cosa bellissima in passato, siamo stati insieme lì, ci siamo... Anche Otello lo salutiamo pure, tra l'altro un grande abbraccio deve andare a questo grande artista proprio in questo momento, veramente ti vogliamo bene Otello, se ti arriva il nostro saluto. E allora ricordiamo quindi il libro, Salutami tuo fratello, lo trovate, lo facciamo rivedere per favore, eccolo qua. Ringrazio ovviamente chi sta a curare insomma, la comunicazione, chi ti sta accanto, perché c'è gente insomma, con cui insomma, mi scambio informazioni. Marco, so che tu ci verrai a trovare, non so se ce la faremo prima di giugno, però dovremmo averti ospite. No, io quest'estate voglio almeno qualche concerto riprenderlo a fare, adesso stanno arrivando un po' di novità, dopo che hanno detto che lasciano entrare 1/4 di persone negli stadi, voglio pensare che anche nella musica succeda qualcosa e la Sicilia non può mancare quest'estate, quindi vengo a trovarvi ragazzi. Marco Ligabue, grazie Marco! Bravo Marco! Grande Marco! Ciao a tutti, state Abbiamo, ecco, vado, scusa Angel, scusa, sono andato ogni tanto, vado di fretta, abbiamo un piccolo spot, l'ultimo spot, poi c'è l'esclusiva mondiale del canto e poi il collegamento con la Moldavia per concludere, va bene? Ce la facciamo tutto, adesso piccolo spot di Io compro siciliano e poi non perdete, prendete i popcorn, prendete la birra perché Chris Clun, Simone Riccobono canteranno il grande successo Musica Leggerissima, la loro parodia, e credo che valga la pena perché ci sarà anche il video che vedremo. Signori, sono grandi momenti di televisione. Di trash! Di trash visione! Non vi emozionate per favore, noi ci teniamo a raccontare questa storia dedicata a tutte le ragazze che Escono Chris Clun e Simone Riccobono, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Grazie. Dicevo dedicata a tutte le ragazze che ricardano. Esattamente. Quando andiamo a prendere le sotto casa. Amore dei scendi che sono qua giù, non me far aspettare al solito tuo. Arriva un messaggio, dice che scendendo e questi sono guai. Me ne pento, ma come fece fare? Già mezz'ora è andata via.
Ogni botta a mezzi lenta dice che non avviene niente, anzi è lentissima. Io me ne vado davvero, ti aspetto già da troppo. Ogni botta si prepara e lente palle la io già tante. Di scarpe nave 100 paia almeno, ma dimmi tu cosa vuoi, che vuoi, ti prego. Da 2 ore mi ha detto che erano all'ascensore, ora chiami i pompieri perché sa pa bloccare. Minuto io, l'auto non si vuole più attomare, si scarica batteria. Ogni volta a mezzi lenta dice che non avviene niente, anzi è lentissima. Io me ne vado davvero, ti aspetto già da troppo. Ogni volta si prepara e lente palle la io già tante. Di scarpe nave 100 vai almeno, ma dimmi non so come, che vuoi. Dal centro commerciale e mi sa che può aspettare. Entra al supermercato, aspetta assettato. Se vado a casa sua, aspetti, ho la tassomati, meglio chiuso un galera. E vanno parrucchiere, palestra, salumiere, estetista con l'amiche, l'attesa è finita. A casa ti ho lasciato, ti giuro, ne sciupazzo, prenoto un bello poi sospedale. Me ne torno a casa questa volta, me ne torno a casa, te lo giuro. Me ne torno a casa, me ne torno a casa, me ne torno a casa perché ogni volta a mezzi lenta dice che non avviene niente, anzi è lentissima. Io me ne vado davvero, ti aspetto già da troppo. Ogni volta si prepara e lente palle la io già tante. Ti aspetto già da 4 ore almeno, ma dimmi non so come, che vuoi, mi nevo. Chris Clunno, Simone Enrico Bono, in esclusiva. Ci tenevo a ringraziare l'attore che era Emanuele Scelta nel video e sua sorella Enrico Bono Roberta che ha fatto l'attrice. Brave! E ringraziamo pure Sound Code Vincenzo Lamantia che ci ha permesso di uscire intonati quantomeno nel video. Nel video qui, ma ragazzi, penso che Giulia sia un po' scusata. No, in realtà il passetto ha compensato tutto. Prego, accomodatevi, visto che siamo a livello ormai mondiale, internazionale, non so che cosa penserà Liliana Prado, perché ci colleghiamo con la Moldavia, non so se siamo per Dario e Liliana insieme. Bujuak TV. Ho detto bene? Ho detto bene? Ma ho sentito l'inno. L'inno moldavo. Ma sbaglio o è l'inno della Moldavia? Sì. Dario e Liliana. Da, esatto. Da, este imnul Moldovei. Allora, intanto sono contento che adesso vi trovo insieme. Ovviamente Dario fa la traduzione simultanea di questa realtà Bujuak TV, spero stavolta Dario di pronunciare bene, con cui ormai siamo in partenariato, cioè portiamo la Sicilia da voi e voi ci portate insomma in ogni dove. Siamo contenti di ritrovare tra l'altro una dei volti, dei visi più conosciuti della televisione, insomma, e dell'intero territorio moldavo. Grazie Liliana. Noi vă mulțumim foarte mult și ne bucurăm că aveți o ambianță extraordinară acolo. Vă urmărim cu mare drag și să știți că apreciem munca pe care o depuneți pentru a realiza această frumoasă emisiune. In pratica vi ringrazio moltissimo, è molto contenta di partecipare a questa trasmissione e di poter portare anche la sua testimonianza in qualità anche di artista.
Senti, noi stiamo preparando, abbiamo la volontà di portare la Sicilia in Moldavia. Liliana, ti interesserebbe fare un evento in cui ci siamo noi, cantanti siciliani, comici siciliani, insieme in Moldavia? Che dici, ci accogliete? Desigur, cu mare drag, vă așteptăm cu drag. Numai cum trece perioada asta grea de pandemie pe care o suportăm toți artiștii și de aici, din Moldova și cred că din întreaga lume. Această perioadă este suportată mai greu pentru că artiștii nu pot să se manifeste, să creăm evenimente cu public, deci che noi chiar creăm. Dario, se vuoi traduco io. Dico, se hai difficoltà posso tradurre pure perché ho avuto... Allora, con molto piacere vuole sviluppare questa opportunità. Anche qua, come in Italia, per tutti gli artisti c'è il problema della pandemia, quindi adesso come adesso sono un po', diciamo, chiuse tutte le varie opportunità di spettacoli, però anche qui c'è quella futura apertura, come stanno dicendo, e speriamo che ricominci a fare tutto. Comunque anche lei vorrebbe fare qualche cosa di molto bello e interessante che possa aprire a entrambi tutte le opportunità per gli artisti. Senti Dario, e ovviamente rivolgo anche a Liliana, so che ti stanno arrivando le puntate di Sicily on Air, questa stasera è la sesta, e so che le manderete in onda in Moldavia e non solo, me lo confermi? Sì, stiamo infatti preparando tutto il palinsesto per potervi trasmettere e ritrasmettere anche su tutte le piattaforme internazionali che ci ritrasmettono anche noi stessi come televisione. Quindi possiamo dire che... Chiar în acest moment suntem retransmiși în 128 de țări ale lumii, deci care ne văd datorită platformei noastre online, suntem vizibili în 128 de țări ale lumii. In pratica ti riconfermo i dati che avevamo già trasmesso anche a Giuseppe, 142 nazioni che ci vedono, siamo ritrasmessi da 184 punti di ritrasmissione a livello internazionale tra web, tv eccetera che collaborano con noi. Bene, io sono contento, quindi abbiamo una platea praticamente di milioni di telespettatori da qui alle prossime settimane, quindi in Mondovisione possiamo dire, mi dispiace aver mandato in onda poco fa, non so se avete visto. Divertentissimi, abbiamo visti. C'era Liliana che si spanciava delle risate. Grazie, Dario. Sappiamo anche il motivo, no? Per il testo. Va bene, allora sentite Dario e Liliana, se siete d'accordo anche nelle prossime puntate ci facciamo il collegamento classico con voi, così ci dite magari anche insomma il palinsesto e tutto quanto e ci interscambiamo, va bene? Va bene, con molto piacere. Noi putem invita chiar și artiștii moldoveni care pot să evolueze așa direct pentru dumneavoastră dacă doriți și cu mare drag atunci când se deschid frontierele organizăm evenimente extraordinare aici. In pratica avrebbe piacere per le prossime volte invitare magari anche qualche artista moldavo conosciuto, perché in questo modo si può far vedere anche l'arte, diciamo, la musica moldava e aprire queste frontiere. Assolutamente, non so il saluto in lingua moldava, perché salutare Liliana da conduttore mi piacerebbe. Dario, aiutami tu, salutarla. Salut cel mai tradizionale este noroc. Il saluto tradizionale, il nostro ciao eccetera è noroc. Noroc. Norom. Norom o Noroc? Lo sto dicendo a te questo. Noroc. E allora Noroc. Forse ci piace un jazz. Noroc a tutti, viva la Moldavia, viva quella parte del mondo dove ci sono italiani ma non solo, e vi salutiamo da From Palermo. Grazie Dario, grazie Liliana. Mettimi il tappetino musicale di Madame, quello là, me lo voglio accelerato. Sono stati con noi in questa puntata Mr. Pietro Adragna, amico, stammi vicino, Giulia Minello, Simone Riccobono e Chris Clu, amico, stammi vicino, Vanessa, eccola qua, meravigliosa Calipoli, il maestro biondo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Amico, stammi vicino, delle notti in cui non morire. Lo sapete che vi dico? Se vi siete divertiti e vi siete trovati bene, giovedì prossimo saremo in diretta, ma in questi giorni ci trovate in tutte le televisioni, molte televisioni regionali. Seguiteci perché Sicily on Air
torna presto. Musica, buonanotte. Complimenti Vincenzo. Ok.